Quando c'è il volley Treviso il risultato è quasi sempre scontato, almeno a livello provinciale, anzi interprovinciale, perché anche per l'Under 15 maschile il comitato di Treviso ha ospitato nelle finali di Codognè il volley team San Donà, formazione del veneziano che ha guadagnato poi il secondo posto. Treviso ha vinto facile ed i ragazzi guardano già avanti. Il primo set siamo partiti un po' male e poi però nel secondo ci siamo tirati su e abbiamo giocato molto bene. Ma dobbiamo ancora migliorare tanto per poter passare poi a quello che è il nostro obiettivo, cioè le nazionali. Poca l'esperienza maturata dai ragazzi, molta di più, come giusto che sia, quella del tecnico Renosto. Il risultato della finale era scontato, ecco allora che l'occasione diventa propizia per soffermarsi sugli aspetti da migliorare. La ricezione non mi ha per nulla soddisfatto, però poi riusciamo a questo livello, a questo stadio, ancora a tenere anche dei palloni, ad attaccare anche dei palloni staccati per ora, però è sicuramente motivo di una profonda riflessione. Parallelamente al campionato giovanile, dove la rete è ancora bassa rispetto ai canonici 2,43 m, l'Under 15 del volley Treviso sta maturando esperienza in seconda divisione, dove oscilla fra la prima e la seconda posizione. Abbiamo due appuntamenti importanti che vengono giusto prima del regionale, quindi è un buon motivo, una buona tappa sono due buone tappe di avvicinamento per arrivare ben concentrati, anche giocando, cioè ossia incontrando delle squadre. Qui però la differenza è fondamentalmente data dalla rete, la differenza dei centimetri della rete. Qua è notevole e cambia, diciamo, veramente cambia la pallavolo. È un po' un peccato, però è introduttiva per questi ragazzi per il prossimo anno, perché sarà la loro altezza. Nulla da fare per San Donà, come detto, anche se i ragazzi avrebbero potuto impensierire maggiormente l'avversario. Potevamo giocarcela meglio questa finale. Cioè, gli avversari erano molto forti, però noi abbiamo sbagliato tante cose e potevamo giocare meglio. Ci è mancata un po' la voglia di vincere e la determinazione. Avevamo un atteggiamento un po' sbagliato. Nel vicino impianto di Calderano contemporaneamente si è svolta la finale per il terzo e quarto posto. Netta la vittoria della Piave Volley 3-0 sulla Veneto Banca. Ecco la precisa analisi dei ragazzi di Montebelluna. Abbiamo perso 3-0, ma il primo set non abbiamo dato tutto noi stessi, anche perché potevamo salvare più palloni e potevamo impegnarci di più. Poi il secondo set è stato un po' meglio, ci siamo un po' svegliati, abbiamo un po' capito come giocavano, ma non è bastato perché non riuscivamo a passare il muro, anche se comunque dovevamo impegnarci di più noi. Il terzo set siamo partiti e erano comunque in vantaggio loro, ma ci siamo impegnati, li abbiamo un po' raggiunti, il terzo set è stato quello più combattuto. Tutte e quattro le formazioni accedono alla fase regionale. Anche la Piave Volley, terza in Under 15, che fino a questo momento ha portato in regione tutte le proprie squadre. È stato un girone più difficile degli altri anni, però è andata bene. Abbiamo giocato bene il primo set, gli altri due un po' meno, però siamo riusciti a vincere. Siamo soddisfatti, adesso pensiamo alle regionali.